Tatiana Famiglio, l'agenzia Turismo FVG è sempre in prima linea nel cercare di promuovere i grandi siti, i grandi luoghi, i grandi territori che questa regione riserva. Però noi ci troviamo in un territorio particolarmente vocato all'attrazione turistica e anche gastronomica, il Coglio e i Colli Orientali. Assolutamente Fabrizio, infatti ci troviamo nel Coglio, una delle zone più uniche della regione, del Friuli Venezia Giulia. Dolci declivi puntellati di vitigni, cantine, osterie, dove poter degustare tra i vini le etichette più rinomate al mondo. Anche ristorazione particolare, trattorie, osterie, ristoranti dove è possibile degustare piatti locali a chilometri zero e un'ospitalità unica, dalle case nei boschi che avete conosciuto oggi, ai castelli, al bed and breakfast, agli agriturismo, quindi ricettività particolare, nobile ma anche familiare, e questo è il Coglio. Ma mi risulta che avete ancora da scoprire anche un'altra zona molto particolare della regione, che è quella dei Colli Orientali, anch'esse colline puntellate anch'esse da vitigni e una produzione enologica assolutamente rinomata, quella della zona DOC Colli Orientali del Friuli, e percorsi ciclistici dove poter scoprire una natura ancora intatta, ma anche percorsi di trekking e osterie e cantine ancora tutte da assaporare, da scoprire, ma anche dei tesori, degli scrigni artistici, come la città di Cividale del Friuli, appena riconosciuta per il proprio itinerario longobardo dalla lista dell'UNESCO, ormai patrimonio. A questo punto, Tatiana, andiamo a scoprire anche questa città di origine longobarda che è Cividale del Friuli. Eccoci arrivati a Cividale del Friuli, questa cittadina che ha ottenuto da poco il protettorato dell'UNESCO, che ha una grande storia che risale ancora ai tempi dei Longobardi. Però proprio per la parte storica siamo con Anna Sairu, che insomma se ne intende, che ci spiegherà come è arrivata, che storia troviamo qui. Anna. Guarda, il riconoscimento da parte dell'UNESCO è recente, questo ci teniamo a sottolinearlo perché Cividale rientra in un programma più ad ampio raggio che riguarda il patrimonio longobardo che c'è nel nostro paese, cioè in Italia, e tra i siti che fanno parte di questo percorso dell'Italia Longobardorum chiaramente abbiamo anche Cividale del Friuli. Dici bene per quanto riguarda il patrimonio, siamo vicini alle Alpi e i Longobardi prima di entrare in Italia vissero per diverso tempo in quella che allora si chiamava Pannonia, cioè l'attuale Est Europa tra Croazia e Ungheria. Chiaramente entrando in Italia i Longobardi, il primo luogo geografico che incontrano è questa regione e l'allora denominata Forum Iuli, perché Cividale ha anche delle origini romane, era una città che manteneva tutta la propria struttura dove i Longobardi si sono potuti inserire e quindi quando sono arrivati nel VI secolo d.C. si sono insediati qui. Noi a Cividale abbiamo i resti longobardi, da gioielli o altri oggetti trovati anche nei corredi funerari più antichi che si trovino nella nostra penisola, quindi le prime testimonianze dei Longobardi in Italia. È una cittadina piccola, percorribile a piedi, buona parte delle strade del centro storico chiusa al traffico e al contempo tra una visita culturale e l'altra effettivamente offre piccoli negozi comunque molto curati, quindi ideale anche per uno shopping, fermarsi a bere un caffè in una qualche piazza cittadina, quindi effettivamente ha degli aspetti o dei siti culturali d'eccellenza molto belli, il Tempietto Longobardo per esempio, altri tesori longobardi nel Museo Cristiano del Duomo, per non parlare poi del Museo Archeologico Nazionale che ha una collezione eccezionale di reperti, e al contempo passeggiando nel centro cittadino si possono veramente incontrare bei negozi e anche una vita piacevole, una vita tranquilla, ci si può rilassare in un centro cittadino al di fuori dei rumori, del traffico e con tanta storia e cultura tra le proprie strade. Turismo Friuli Venezia Giulia
nei siti storico-culturali più importanti della nostra regione, e quindi dobbiamo includere anche Cividale del Friuli. Ai turisti individuali, quindi famiglie, singoli, offre delle visite guidate con una guida professionista, quindi c'è la possibilità di sentire nell'arco di un'oretta e mezzo, 2, effettivamente la storia e vedere anche i luoghi, gli interni di questa preziosa cittadina. Quindi Anna, abbiamo capito che qui a Cividale del Friuli possiamo conoscere una parte di storia d'Italia importante, e non solo, possiamo essere presi per mano e essere portati a visitare la cittadina attraverso delle guide proprio specializzate. Però mi manca l'ultimo tassello, quello gastronomico. So che questa è una zona di grande gastronomia, so che qui si nasconde uno dei dolci più particolari, più unici proprio del Friuli Venezia Giulia. Beh, hai detto bene, è proprio il biglietto da visita della gastronomia, soprattutto della, chiamiamola industria dolciaria, anche se in realtà è una produzione più a livello familiare, della famosa gubana. La gubana è un prodotto tipico delle valli del Natisone, siamo proprio in una città caratterizzata dal fiume Natisone, e quindi nelle valli dove scorre questo fiume si è creata nel corso dei secoli questa tradizione di produrre la gubana, ed è un dolce particolare con diversi tipi di frutta secca all'interno, insomma una procedura abbastanza particolare, però è sicuramente un buon biglietto da visita. Certo, non solo dolci, non mancano i vini, non mancano i buoni salumi, non manca la buona cucina friulana, quindi il classico fricco, mix di formaggio, di patate, poi dipende dalle varie ricette, servito con la polenta, quindi la cucina tradizionale sicuramente a Cividale, insomma può essere sicuramente assaggiata, ecco. Bene, ricordando che Cividale del Friuli è anche la capitale del Mittelfest, questa rassegna culturale e musicale dove si raggruppano tutte le varie esibizioni ed eventi della Mitteleuropa, e questa proprio nella capitale, quindi la possibilità di viverlo a cielo aperto. Fabrizio Nonis, come sempre, vi dà appuntamento alla prossima puntata.